Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Fincantieri di Palermo e Fincantieri Canicattì. Siamo nella 19ª giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano. Fincantieri in maglia rosso-blu con il 3-4-1-2. In panchina c'è Mario Pezzino a causa della squalifica per Giuseppe Di Fresco. Di Maggio in porta, in difesa Pirrera, Mistretta e Gaziano, a centrocampo Scurato, Scafidi, Calisti e Tantillo, sulla tre quarti Catanzaro, dietro le due punte Cilio e Viviano. Risponde il Canicattì in maglia bianca e pantaloncini rossi, il 4-3-3 di Vincenzo Truppia, Sciarrino in porta, Mazzola, Tavella, Cucurullo e Muratore in difesa. A centrocampo Carta, Terrana e Urso. Il tridente d'attacco è formato da Genova, Narbone e Ingaio. L'arbitro è Fabio Milana di Trapani. Giornata bella qui a Palermo. Il primo pallone verrà fatto rotolare dalla squadra palermitana. Tutti comodi, inizia Fincantieri Canicattì. Fincantieri che reduce dal 4-0 subito in casa del Buon Pastore, una sconfitta pesante dato che è arrivata dopo una vittoria pesante, un 5-1 contro lo Sport Palermo, mentre il Canicattì reduce da una vittoria dal 2-0 contro lo Sporting Termini. Quindi morale abbastanza positivo per gli agrigentini, che militano nella parte destra di classifica. Invece la Fincantieri è in lotta per un posto playoff. Gara che si sta giocando a porte chiuse per i fatti noti che sono successi a Campofelice di Roccella, quando la Fincantieri ha giocato contro lo Sporting Termini, ha perso 3-0 a tavolino per una rissa che si è scatenata nell'ultimo quarto d'ora di partita. Tantissime squalifiche per tantissime giornate, inclusa quella per l'allenatore Di Fresco, che appunto non è in panchina oggi. Una squalifica che dovrà scontare fino al 20 di febbraio. Infatti la Fincantieri ha soltanto 5 uomini in panchina, a dimostrare un po' le indisponibilità, e tra l'altro di giocatori che hanno messo il proprio marchio all'interno di questa stagione, ovvero D'Alessandro, Marino, Lo Bianco, Prestigiacomo, Schiavo e Vermiglio. Addirittura a Marino è stata data una squalifica di 10 giornate perché è il capitano di questa squadra. Fincantieri che ha iniziato la stagione senza sconfitte, mentre nella seconda parte sono arrivati un po' di risultati negativi. Si fa girare il pallone, viene preso da Mazzola, che va a lottare contro Viviano. Si prende la rimessa il giocatore del Canicattì. Giornata primaverile qui a Palermo, con il sole e il giusto vento. Punizione, battuta lunga, avanza Catanzaro, il pallone profondo a cercare Cilio. Ha fermato tutto Sciarrino in uscita. Due tempi da 45 minuti, siamo
in una categoria Under 17. Per queste due squadre un match che si pronuncia parecchio avvincente. L'appoggio dietro per Di Maggio. La chiusura di Narbone ed è rimesso Fincantieri. Viviano lotta, il pallone è passato un po' così e viene mandato sulle cerchie di centrocampo. L'alzata di Stefano Calisti, altro colpo di testa, va a prendere Scafidi. Tantillo, morbida, colpo di testa e la possesso ancora in favore della Fincantieri. Catanzaro si muove tanto, altro pallone profondo con l'uscita di Sciarrino e la corsa di Scurato che viene anticipato. Era stato bello il passaggio perché ha girato verso l'area di rigore e i ragazzi della Fincantieri a non essere colti in fuorigioco. Prova a saltare tutti Urso, alla fine viene chiuso. Tantillo, dall'altro lato per Pirera, altro passaggio in verticale, stavolta in fuorigioco. Catanzaro, la punizione affidata al Canicattì. La pressione fallosa poi di Scurato, il fischio dell'arbitro che ha fatto interrompere tutto. Indicazioni dalla panchina del Canicattì. Ingaio aveva conservato il pallone, poi la chiusura di Pirera, guadagnando anche la deviazione avversaria. Colpo di testa di Cucurullo, l'arbitro interrompe tutto. E Tavella
ad andare lì nella zona del pallone per battere. Pallone in area di rigore, colpo di testa, pallone che rimbalza ed è favorevole a Catanzaro, che manda a correre Cilio, la prende Tavella, stava andando in contropiede la Fincantieri. Stefano Calisti in stretta, Graziano subito in fascia con Tantilo che non ha conservato il possesso. Anche il Canicattì ha provato un po' la stessa giocata in verticale, pallone però troppo nella zona di Di Maggio, il portiere della Fincantieri. Interessante il pallone verso Genova, poi lo mette fuori Cucurullo. Il giro palla in difesa della Fincantieri con Graziano che deve ricominciare dal portiere. C'è la presenza di Morgan Urso, ragazzo molto interessante da seguire, con le sue potenziali conclusioni dalla distanza. Esce ancora Sciarrino che spazza Scaffidi di testa. Urso appoggia a carta. Si va in mezzo a tante maglie. Narbone. La Fincantieri chiude fuori. Ancora Narbone a battere la rimessa. L'arbitro ha fermato tutto. A causa della battuta non effettuata in modo regolare. Catanzaro fermato. Qui c'è il fallo. Ancora nessuna conclusione, però si lotta tanto. Entrambe le squadre ci provano. Si vogliono tanto i 3 punti questo pomeriggio. Tantillo riceve nuovamente, poi con la punta per la sponda di Viviano. Pallone che resta su, poi conclusione d'esterno da parte di Tantillo. Interessante, ma lo stesso centrale per Sciarrino. Fincantieri che non ha visto molte possibilità di inserimento tra le linee, pochi spazi. Allora Tantillo ci ha voluto provare. Di Maggio, rinvio incerto, colpo di testa leggero di Cristian Genova. È arrivato anche lo spunto per il Canicattì a causa di un rinvio
che ha fatto pochi metri da parte di Di Maggio. E il Canicattì resta avanti. Viene chiesto di appoggiare la prossima volta a Genova quando si ritroverà in situazioni del genere. Fallo di Terrana, gamba alzata. Allora punizione per la Fincantieri. Tavella, passaggio rischioso perché il pallone arriva vicinissimo la linea del fallo laterale. Infatti la Fincantieri se lo va a prendere con tutta la rimessa del pallone in gioco. Pressing alto dei rossoblù. Tantillo, solito pallone in verticale, solita presa di Sciarrino con l'uscita. Cercato molto Cristian Cilio. Pallone che rimbalza proprio Cilio. Cercato Viviano. Deve lottare contro due. Protegge Tavella. Si accorge di averla toccata, allora la rimanda indietro, ma la Fincantieri è ancora in possesso palla. Catanzaro, cross cercato da Scurato, altro tocco fuori, altra rimessa più lunga, appoggio lì in area, doppio rimpallo, nuova proposta. Tantillo riesce a tirare nonostante la pozza di fango che si è creata, poi conclusione da fuori abbondantemente larga da parte di Aymen Scafidi. Dunque, nonostante la difficoltà, è arrivato lo stesso il tiro da parte di Tantillo in prossimità del dischetto dell'area di rigore. Ci sono diverse pozzanghere a intralciare le manovre, ma anche i palloni che arrivano da quelle parti. Gaziano, centrale da Scafidi per tornare da Mistretta. Passaggi corti che potrebbero costare. Il pallone poi viene lanciato, va a spazzare Terrana con il pallone che arriva nella gradinata del Fincantieri.
Genova può andare con una certa velocità, viene lanciato in gaio dall'altro lato e rimessa per il Canicattì. Niente da fare con il pallone calciato da Viviano nella direzione di Cilio, dietro Catanzaro, pallone con la punta, poi Tavella via, ancora Stefano Calisti, Catanzaro, l'appoggio di Viviano, lo stesso perso però per la Fincantieri, intervento falloso poi con il calcio di punizione. Il fallo subito da Carta. Battuta la punizione, pallone che rimbalza in area. Lo va a prendere Lorenzo Di Maggio, vice capitano della Fincantieri. Contrasto regolare. La Fincantieri va avanti in scivolata. Mazzola, pallone lungo la fascia, calciato da Narbone, in fuorigioco però è stato trovato Urso. Tantillo alla rimessa laterale. Catanzaro, Scafidi, giocata stava passando per un attimo, poi il Canicattì ha fermato tutto. Narbone in difesa dietro a girare, colpo di testa di Genova, non c'è però nessuno, se ne accorge dopo. Cazziano, ed ennesima situazione in cui il pallone viene spazzato fuori, ormai superata la metà del primo tempo, è sempre 0-0 tra Fincantieri e Canicattì. Rischia tantissimo Gaziano in questo pallone, mi stretta. Carta, lancio morbido con l'uscita di Di Maggio, si era inserito Mattia Terrana. È piaciuto a Truppia l'inserimento di Terrana. L'indicazione principale è stata quella di cercare Morgan Urso, che per adesso ha conquistato pochi palloni.
la sponda di Genova all'indietro, tutto regolare. Il pallone viene perso nel tentativo di dribbling. Sale Tantillo, pallone girato da Viviano, di ritorno ancora Viviano in area di rigore. Il passaggio per Cilio, volendo poteva anche calciare da lì Viviano. Fincantieri che si allontana dalla porta e va a commettere anche fallo. Pallone distribuito bene, ma è mancata la cosa più importante, ovvero calciare verso la porta, di impegnare Sciarrino. Altra situazione in cui la rimessa è stata battuta male e cambio, dunque possesso Canicattì. Genova, appoggio fuori. Regna sempre l'equilibrio tra Fincantieri e Canicattì. Catanzaro non riesce a prendere questo pallone, spazzato in avanti da parte di Muratore. Mistretta con più decisione la manda avanti. Cilio dietro, adesso dall'altro lato, dalle parti di Tantillo che si allarga, sempre il pallone, poi viene buttato fuori. Urso, eccolo qui, sale fermato in maniera regolare da Gaziano. Scurato, pressione di Muratore che la butta fuori. Appoggio regolare verso il fondo, ma sembra che la Fincantieri abbia preso un po' di campo. Catanzaro giù al limite dell'area, forse voleva qualcosina in più. Il trequartista della Fincantieri, non c'era nulla. Scurato, Catanzaro verso il centro dell'area. La Fincantieri ha nuovamente bisogno di ripartire dalla difesa. Tantillo va a sfidare in questo modo Narbone, si deve fermare. Tantillo, cross un pochino sporcato dagli avversari. Viviano appoggia Catanzaro da fuori, Sciarrino la respinge. E questo è il primo tiro in porta del match. L'opportunità per Giovanni Catanzaro, che ha voluto sfruttare il rimbalzo del pallone sulla terra. Sciarrino si è abbassato per respingere. Adesso la Fincantieri si è presa questa nuova opportunità, quella della bandierina.
battuta bassa verso il primo palo, svirgolata a levar via da parte del Canicattì. Pallone non preso da Ingaio, che era corso per evitare la rimessa alla Fincantieri. Doppio rimpallo, altro colpo di testa, mistretta di controbalzo e un assist per Viviano contro Sciarrino, che la prende. Viviano ha cercato il fallo da rigore da parte del portiere, che invece è stato fermo dal momento in cui si è preso il pallone. Rinvio su Catanzaro, colpo di testa di Tavella, il pallone è per Cilio, poi il tiro basso di Viviano, ancora rasoterra, ma la Fincantieri sta dando più segnali rispetto a prima alla porta del Canicattì, che a sua volta non si vede da un po'. C'è stata l'opportunità da parte di Genova, un appoggio al portiere Di Maggio dopo un rinvio non positivo da parte del portiere della Fincantieri. Tante indicazioni a Christian Genova. Canicattì che rispetto alla Fincantieri ha questo vantaggio in più, quello di avere il proprio allenatore in panchina. Invece la Fincantieri ha il vice Mario Pezzino con Di Fresco, allenatore in prima, che sta guardando la partita dietro la porta di Sciarrino, il portiere del Canicattì. Messo giù carta, calcio di punizione, fallo abbastanza pesante. Con il giocatore spinto a terra. Allora, punizione Canicattì da posizione interessante. Va Ingaio, pallone dentro, colpo di testa provato da Tavella. La rimessa per Narbone. Nuovamente cambio. Battuta che non è andata bene, nuovamente all'arbitro che va a fischiare un altro fallo. Mazzola di testa fuori. Tantillo
Scambio con Catanzaro, pallone verso il centro, c'è il tiro con Sciarrino che si butta contro la conclusione provata da Scurato. Impegnato decisamente di più il portiere del Canicattì. Qui Viviano cerca l'intervento in Gaio, pallone messo dentro, Catanzaro calcia male. Altra chance per la Fincantieri. Prima Catanzaro, adesso Scurato. Ancora Catanzaro. Se la sistema, poi gira, ma sugli avversari. Genova con la spalla messo fuori gioco dal proprio avversario. Cucurullo per Calisti in lotta con Ingaio. Riesce a passarla dietro il giocatore del Canicattì. Alzata di Terrana verso Genova. Prende tutto la Fincantieri. Urso sbaglia il tempo, poi finisce per commettere fallo su Scafidi. Cantillo, sempre un po' di spazio gli viene dato, c'è stato il tacco di Scurato. Ancora lancio lungo di Gaziano. Urso, pallone di ritorno per Terrana, lo va a prendere Genova. Filtrante per Urso in fuorigioco. Davanti Di Maggio si era trovato il fantasista del Canicattì. Scurato lamenta un fallo. Catanzaro, pressione asfissiante di Carta, ma c'è il pallone recuperato da Genova, davanti Di Maggio. Genova col sinistro, risponde Di Maggio in calcio d'angolo. Altra chance grossa per il Canicattì, sempre con Cristian Genova. Paradossalmente più facile qui, perché ha avuto modo di avanzare palla al piede, ha avuto modo di calciare davanti il portiere. Situazione più prevedibile rispetto a un rilancio un po' così da parte del portiere avversario. Parte la battuta secondo palo, colpo di testa leggero per Di Maggio. Da parte di Gabriel Tavella. Pallone che sfila, Mazzola con la finta, è astuto nel prendersi la rimessa laterale. Carta, Mazzola sbaglia il passaggio stavolta, allora può andare Scurato. Lato corto, finisce giù Mazzola e si va a prendere la punizione. Ha rimediato subito all'errore il terzino dei biancorossi. Urso molto bene la gestisce, anche lui davanti al portiere. Adesso intervento regolare,
quello di Pirrera su Urso. Catanzaro, azione di prima della Fincantieri, Scurato in verticale per Tantillo, esce il portiere, Tantillo calcia a rasoterra verso la porta, ma non può inquadrarla perché Sciarrino si è messo davanti nell'uscire e ha coperto la visuale. Scafidi, doppio rimpallo avversario, neanche a suo favore, e allora Urso risponde la Fincantieri con Tavella verso Muratore, pallone che finisce nella panchina della sua squadra con rimessa Fincantieri. 5 minuti alla fine del primo tempo. È stato Genova ad andare vicino al gol 2 volte per il Canicattì. Scurato, cade giù, c'è il fallo di Mazzola. Ne vuole 5 in barriera Sciarrino, anzi 4. Si corregge subito dopo. Alla battuta Catanzaro sulla barriera abbastanza rocciosa del Canicattì. Sbaglia la scelta Tantillo. Graziano in avanti, la risposta di Carta, duello quasi aereo con Catanzaro che va a commettere fallo su Cucurullo. Cilio dietro per Viviano, la protezione di Cucurullo, ma il pallone lo va a riconquistare la Fincantieri. Scafidi comunque trova Viviano nonostante il passaggio alto. Catanzaro adesso con la punta in mezzo libera il Canicattì. Pallone poi calciato da Viviano, facile per Sciarrino. L'attacco di Tantillo serve a poco. La giocata di Narbone, Ingaio, pallone salvato, ma era già uscito. Calisti dietro Mistretta. Cazziano, la rimessa è per il Canicattì.
nessuna disponibilità da parte della Fincantieri. Narbone, sponda di carta, il pallone ritorna dalle sue parti. Terrana, ancora carta, alzata, colpi di testa, non c'è mai un vero gestore del pallone in questa partita. Chiusura di Pirrera su Ingaio che se ne stava andando. Rimessa a Canicattì quando siamo entrati nel tempo di recupero. Occhio al colpo di testa in zona pericolosa di Gaziano. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Fincantieri e Canicattì. Partita equilibrata, lottata bene da parte di entrambe le squadre, con un paio di occasioni per parte, soprattutto da parte di Cristian Genova, l'attaccante del Canicattì, che prima non ha approfittato tantissimo del rinvio di Maggio, pallone appoggiato di testa nuovamente al portiere della Fincantieri. Poi lo stesso Genova si è trovato tu per tu con il portiere avversario, ma ha calciato centralmente. Invece per la Fincantieri 2 opportunità, prima con Catanzaro e poi con Scurato. In entrambi i casi c'è stata la parata di Sciarrino. Nel primo caso Sciarrino si è appoggiato a terra, mentre ha fatto un bel volo sulla conclusione dalla distanza da parte di Scurato. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa di Fincantieri Canicattì Under 17. Amici di sportisti e appassionati di futsal, ben ritrovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano i ragazzi delle formazioni Juniores Under 19 di Villaurea e Real Termini Recogest per il girone V del campionato nazionale riservato proprio alla categoria Juniores Under 19. La classifica sorride alla GR, mentre intanto attenzione alla Barbera che recupera un buon pallone, sfonda la porta, Thomas La Barbera porta in vantaggio il Villaurea. Esattamente dopo 4 primi e 34 secondi si sblocca la partita del Pala Don Bosco e la sblocca Thomas La Barbera. La Barbera di prima ancora sulla piana, Ingrassia prova a passare, non ci riesce, allora chiude per un attimo il Real Termini, poi incrocia con il destro Ingrassia, la palla si perde fuori. La piana, la Barbera ha un po' di spazio, viene subito chiuso, però allora trova sfogo in Pecoraro, calcia con il destro, la palla colpisce il legno. Adesso sul pallone c'è solo il numero 7 Bisesi, fischia l'arbitro, prende la rincorsa, uno schema per Damiani, salva sulla linea la Barbera con la testa, mette in calcio d'angolo la Barbera che ha salvato sulla linea la piana. Il tiro e scarica su Pecoraro, non si chiude il triangolo per l'ottimo intervento forte di Damiani che spinge la ripartenza. Ancora Damiani inseguito, casca Lavino, incrocia col destro, palla fuori non di molto, si sincera delle condizioni di Bisesi e poi riparte. C'è la palla ancora allargata per la conclusione, respinta da Purpura da parte di Orlando e torna a farsi vivo il Villaurea in zona offensiva. Purpura però attento e pronto sul tentativo di Antonino Orlando. Scattata la palla dentro proprio per Orlando che la mette nel sacco, 2-0 e segna Orlando proprio mentre la panchina del Real Termini chiamava il time out. Tocco per Bisesi che è tornato in campo. Damiani, zona tiro per lui, infatti calcia con la deviazione, bravissimo Azzarello a toglierla dalla porta, poi salva Guglielmini del Villaurea.
entrati nel corso degli ultimi 4 minuti. Scalavino riesce a passare, Scalavino, la sua latta su Purpura, salvataggio sulla linea di Damiani. Damiani scarica indietro a Bisesi, la palla dentro del Brasile che è tutto solo, può calciare, può battere Azzarello. Momento di blackout in questo caso per la difesa del Villauria, che concede il gol a Basile e 2-1 al Pala Don Bosco. La punizione dunque con la Piana che guarda la porta, prende la rincorsa e calcia, trova il buco, trova il 3-1. La Piana che dunque rimette di nuovo 2 lunghezze di vantaggio per la sua squadra. Scalavino cerca spazio, la ruleta di Scalavino, gran giocata, palla per Orlando, al tu per tu con Purpura, lo mette a sedere Orlando, gran gol per chiudere il primo tempo, lo firma ancora Orlando, doppietta personale e palla del 4-1 per il Villauria. Non ne recupera, c'è spazio addirittura anche per la ripartenza. Guglielmini anche l'8 per tu con Purpura, lo batte 5-1. Adesso prende il largo il Villauria in gol. Anche Guglielmini ricomincia ad attaccare in maniera quasi vorticosa il Villauria, che qui trova Ingrassia e ci vuole un intervento di puro istinto di Purpura per negare il sesto gol. Torna in possesso palla il Real Termini, non succedeva da un po', cerca subito di andare in verticale con Paesano che buca Azzarello, trova la rete del 5-2, accelerazione improvvisa da parte della squadra termitana che riduce le distanze, si porta sul 5-2. L'intervento di Polo Scalavino. Qui intanto c'è il tentativo di recupero del pallone da parte di Sannanti, che con la numero 6 segna il gol numero 6 del Villauria, quello che vale il 6-2 in favore della squadra di casa, appena entrato in campo, appena debuttante in partita. Diventa qualche problema per il numero 7. Conclusione di Scalavino, palla che sbatte sul palo, ora passa Nanti, la gioca nuovamente sul suo pivot che viene fermato dall'intervento di Pollicino, tiro ribattuto in posa da Azzarello, poi Damiani fermato, fermato però Antonio Orlando, che però sbaglia e regala il pallone a Basile. Basile fermato da Cardelli, poi Paesano in seconda battuta, Paesano calcia, Azzarello col petto, inizia a guardare il cronometro, entrambe le squadre, si passa ai saluti in attesa che arrivi, e sta per arrivare anche il suono della sirena. Eccola qui, vince il Villauria 6-2 contro il Real Termini Recogest, partita in discussione solamente fino ai minuti finali del primo tempo. Lascari non vuole fermarsi, vuole anzi continuare la propria corsa verso i piani alti della classifica. Strepitosa la rimonta nelle ultime giornate da parte della formazione guidata da mister Claudio Grimaudo, che ospita al Santa Barbara di Cefalù un Villarosa che invece è in crisi nera di risultati e ora inizia a intravedere anche la parte bassa della classifica. Direttamente da Cefalù per questo incontro che apre il mese di febbraio per la compagine maglia nera di Grimaudo e per la compagine maglia rossa di mister Mario Folisi. Entriamo subito in cronaca perché il primo tentativo lo mette a segno, per così dire, il Villarosa. Calcio di punizione da una trentina di metri, ci prova con il suo sinistro Mardi, palla che però si spegne lontana dalla porta difesa, dà fiducia al primo affondo, al primo tentativo offensivo, passa a condurre il Lascari Cefalù con questa palla che ballonzola al limite dell'area del Villarosa. Poi arriva il più veloce di tutti, Giovanni Sferruzza, ancora lui, dopo aver trafitto il Geraci, segna anche contro il Villarosa e fa esplodere il pubblico del Santa Barbara presente ad affollare gli spalti dell'impianto cefaludese. Passano altri 6 minuti e ancora la squadra di casa ad attaccare, sempre con questi tentativi magari un po' confusi ma comunque efficaci, come in questo caso. Grande imbeccata ancora per Sferruzza che a tu per tu con Pesce non perdona. Siamo al 19° minuto e siamo già sul 2-0 in favore del Lascari Cefalù. Però i padroni di casa non intendono fermarsi, passano un paio di minuti, c'è la fuga in fase offensiva da parte di Mocciaro che scappa sulla destra, riesce anche ad arrivare sul fondo, mette al centro un pallone d'oro per Zangara che decide di stoppare, poi calcia, è battuto Pesce ma la palla non entra, si rimane sul 2-0. Anche se il Lascari Cefalù continua ad attaccare, vuole approfittare del vento favorevole
che spira alle sue spalle. Qui una palla messa in mezzo da Di Peri che cerca la trivela all'indirizzo di Sferruzza, il quale non colpisce bene a tu per tu con Pesce. Poi al 33esimo calcio di punizione c'è la respinta di Pesce sui piedi di Volpini che segna, ma a gioco fermo l'arbitro annulla per fuorigioco il gol dell'ex super giovane Castelbuono e allora si riaffaccia in avanti al 36esimo il Villarosa con Zongo che di testa sugli sviluppi di un angolo non riesce a trovare la porta. Poi al 45esimo c'è questa palla in mezzo, messo giù Mocciaro, calcio di rigore per il Lascari Cefalù, va a trasformare proprio Denny Mocciaro che segna ancora una volta, decisamente più semplice rispetto alla rovesciata con cui ha trafitto il Geraci un paio di settimane fa. 3-0 poco prima dell'intervallo per il Lascari Cefalù, con il Villarosa che resterà anche in 10 per l'espulsione di Bangura, ma ci prova e con questa conclusione deviata colpisce la traversa al terzo minuto. Poi sui sviluppi del calcio d'angolo che stiamo per vedere, la palla spiove in mezzo nel cuore dell'area di rigore. C'è Keita che batte fiducia 3-1 e torna in vita, torna a respirare aria pulita il Villarosa, anche se la montagna da scalare è molto alta, anche perché il Lascari Cefalù torna ad attaccare qui questa palla sulla quale non arriva Sferruzza. C'è Di Peri che impegna Pesce a tu per tu, il duello che si ripropone 3 minuti dopo su questa bellissima palla giocata sulla sinistra ancora dal Lascari Cefalù, l'affondo sulla linea di fondo, il servizio al centro proprio per Di Peri che scarica un destro violento che passa tra le gambe di Pesce, cala il poker il Lascari Cefalù e segna anche l'ex giocatore dell'Oratorio Marineo, sempre più protagonista tra le fila dei cefaludesi. Passano altri 8 minuti, minuto 62. Questa palla in verticale per la corsa di Mocciaro che scatta in posizione regolare. Va a cercare Sferruzza, ma trova il tocco di Di Maria. Va bene lo stesso per il Lascari Cefalù che trova il quinto gol. 5-1 al minuto 62. Partita ormai chiusa al Santa Barbara con il Villarosa che però ci prova con questa incursione sulla sinistra di Dabò, l'uscita da parte di Fiducia che cala la saracinesca, tiene a 4 lunghezze di distanza gli avversari, poi su questo calcio d'angolo sul quale riesce a liberare la difesa del Villarosa prima del fischio dell'arbitro, fischi che diventano 3 per decretare un'altra grande vittoria dell'Ascari Cefalù.
Secondo tempo di Fincantieri Canicattì 0-0, siamo nella 19ª giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano, con le due squadre che si sono date battaglia nel primo tempo, due occasioni importanti per entrambe, da un lato Catanzaro e Scurato, dall'altra parte Genova. In entrambi i casi le due formazioni con la Fincantieri in maglia rosso-blu e pantaloncini blu scuri, che adesso si propone anticipato Sciarrino, la va a prendere Mazzola, ma ancora la squadra oggi gestita da Mario Pezzino a restare nella metà campo avversaria, oggi con il 3-4-1-2, Di Maggio in porta, in difesa Pirrera, Mistretta, Gaziano, centrocampo Scurato, Scafidi, Calisti e Tantillo, Catanzaro dietro Cilio e Viviano Canicattì in maglia bianca e pantaloncini rossi, il 4-3-3 di Vincenzo Tropia, Sciarrino in porta, in difesa Mazzola, Tavella, Cucurullo e Muratore, a centrocampo Carta, Terrana e Urso, in attacco il tridente formato da Genova, Narbone e Ingaio. È proprio la squadra della provincia di Agrigento a manovrare il pallone. Abbiamo visto l'attacco da parte di Vito Ingaio. Punti importanti in palio questo pomeriggio al Fincantieri di Palermo. Gara al momento equilibrata. Tante questioni in mezzo al campo dal punto di vista agonistico, contrasti, anche diverse rimesse laterali battute non secondo il regolamento, tant'è che l'arbitro ha fatto ripetere la battuta, dato il cambio. Qui Urso cerca di andare fino in fondo, guadagna la rimessa laterale per i suoi, per il Canicattì. Si cerca Urso, ma la battuta è troppo corta. Mazzola, Narbone cerca di salire, fermato quasi subito. Rimessa stavolta più lunga, quella battuta dai biancorossi, che vanno verso il centro, si ritagliano lo spazio, c'è la conclusione. Murata, il tentativo di Antonio Carta. Che nell'ultimo periodo ha trovato anche diversi gol. Salito a 4 in campionato. Attenzione alla giocata di Viviano verso il centro, conclusione respinta. È possesso Canicattì, pallone che sfila, si lotta in una parte di campo abbastanza difficile. Urso, finta, appoggia tutto a Narbone, si ritorna indietro, Catanzaro, intanto sale Cilio, Catanzaro allarga da Scurato col sinistro sul fondo, e qui poteva essere gestita meglio. Tiro neanche troppo potente, abbastanza prevedibile.
primo cambio è del Canicattì, pronto ad entrare Caporossi al posto di Genova, il più pericoloso della partita, con le due grandi occasioni che ha avuto nel primo tempo. Trattenute per le maglie, alla meglio Scurato, con il pallone che viene raccolto da Sciarrino. Già prime indicazioni per Caporossi. Allungati, dice Tropia. Cucurullo, appoggio difficile per Narbone, infatti non si va a prendere la rimessa laterale, è del team di Pezzino oggi, la Fincantieri. Tantillo si muove abbastanza bene, c'è il rimpallo a favore dei rossoblù. Catanzaro dall'altro lato, Viviano diretto in mezzo con il proprio avversario che capisce tutto, pallone ribattuto su Stefano Calisti. Cilio in mezzo a due resiste, poi la mette fuori Flavio Muratore. Si continua a stare da quelle parti. Catanzaro, la pressione di Cucurullo e Ingaio va verso il centro il numero 7 biancorosso, Urso. In mezzo al campo da Carta, pallone che si perde. Catanzaro non arriva, ha Scurato. Va avanti adesso il Canicattì, pallone girato, dalle parti di Ingaio, direttamente sul fondo. Battuta della rimessa laterale con il pallone che è stato interrotto nella sua traiettoria dall'albero che spiove sul campo. Conclusione al volo di Urso, pallone che si impenna
molto in alto. Si cerca un pallone gonfio per il rinvio di Di Maggio. Tunnel di Ingaio, tutto regolare, però Viviano gli viene chiesto di passare il pallone. Nuovamente Viviano, l'alzata morbida, pallone di ritorno. Stavolta l'intervento falloso c'è ai danni di Carta. Tavella, punizione che non ha avuto sviluppi. Catanzaro un po' in velocità, la Fincantieri con il Canicati che rientra. Altro pallone raccolto da Di Maggio. Chirrera con Viviano che ha provato la sponda. Cucurullo, Ingaio verso il centro da Terrana, gira tutto, la conquista di Caporosi, la protezione di Gaziano. Che conquista la rimessa laterale. Pallone che sfila, era stato preso in qualche modo da Acilio. Viviano, un po' di spazio per la Fincantieri verso il proprio sinistro. Viviano sbagliato per il passaggio, tutto su Narbone. Mazzola spinge un po', fermato Narbone. Tantillo, anticipato Cilio, pallone alzato, si cerca Ingaio, va a sfidare l'avversario. Ingaio la mantiene in campo, il rimpallo però non lo favorisce. Catanzaro con la punta ha rischiato un po'. Tavella dietro Di Maggio che sta difendendo i pali della Fincantieri. Dall'altro lato Sciarrino, entrambi impegnati nel primo tempo. Adesso vogliono mantenere il proprio trend di questo pomeriggio. Ancora occasioni vere nella ripresa non ce ne sono state. Tantillo
dietro in mezzo, Terran spazza, altro colpo di testa di Andrea Gaziano, abbastanza in evidenza lato Fincantieri. Pirrera ancora avanti, Catanzaro un po' pressato, Cilio, Scafidi, da un lato all'altro la Fincantieri. Tanto tra poco arriverà un cambio per la Fincantieri con Viviano che uscirà, ma è in questo momento con il pallone tra i piedi. Cilio fermato con il Canicati che spazza fuori. Fincantieri che vorrebbe cambiare a centrocampo con 5 uomini. Tantillo contro Caporosi, il giocatore della Canicati mette fuori. Pallone che rimbalza davanti, Catanzaro ha provato la conclusione, ci riprova anche Scurato, centrale per Sciarrino. Tantillo verso Catanzaro, Tavella, l'aggancio di Urso, pallone mai a terra, sempre volante. Cilio si gira, la gira da Tantillo che evita l'avversario, arriva Mazzola, molto coraggioso sempre nelle sue scelte. Ancora a girarsi Gaziano con il fischio dell'arbitro. Pirrera profondo con Cilio e Cucurullo a duello. C'è stato un tocco di mano. Punizione Fincantieri
Scafidi con il destro oppure Tantillo con il sinistro. 2 in barriera. Finta nella battuta, va Tantillo in mezzo, c'è il pallone che sfila e Ciglio lo mette dentro. È lui l'ultimo a toccare, vicino alla linea di porta. 1-0 Fincantieri, il gol di Ciglio. Canicati che lamenta la posizione in fuorigioco. Non c'è stata secondo l'arbitro. 1-0 Fincantieri. Il gol di Cristian Ciglio, il numero 7 del suo campionato, l'ultimo segnato nel 5-1 contro lo Sport Palermo. E così si va a staccare da Catanzaro nella classifica marcatori della Fincantieri. Catanzaro rimane a 6. Al momento Ciglio sale a 7. Partita dunque che si sblocca. A questo punto il Canicati è chiamato a reagire. Colpo di testa, Di Maggio era già uscita. Di fatto Di Maggio l'ha deviata sul fondo. Con il pallone toccato oltre la linea. Angolo Canicati. Battuta in mezzo verso il secondo palo. Ha cercato il colpo di testa ma anche il colpo di mano avversario, Gabriel Tavella. E nuovamente angolo. Stavolta dall'altra bandierina. Pallone in mezzo, Di Maggio non la trattiene. Il tiro però non arriva da parte dei biancorossi. Ciglio si prende il possesso Catanzaro, vuole lanciare scurato, anticipo di Tavella per Sciarrino. Va a scivolare Urso. Tanta lotta in mezzo al campo, Viviano. Alla battuta di questa rimessa, Catanzaro. Arriva anche Caporossi, la prende Urso. L'anticipo di Mistretta. Il recupero di Mazzola, spazio per il Canicati. Corre Mazzola, la chiusura in scivolata ottima di Gaziano. Ma intanto Scurato è rimasto giù.
deve uscire momentaneamente fuori Carmelo Scurato. Intanto il Canicattì ha a proprio favore una rimessa laterale battuta da Mazzola. Urso in mezzo passo direttamente sul fondo, c'è il cambio per la Fincantieri. Che ancora non è arrivato per Viviano, come avevamo anticipato sotto indicazioni dello stesso Di Fresco a fondo campo. Intanto è rientrato Scurato. Il Canicattì si va a prendere quest'altro angolo, squadra che ha 20 minuti a propria disposizione per pareggiare oppure lottare per la vittoria. Un appoggio che poi va a finire dalle parti di Tavella. Muratore profondo verso Ingaio. Di Maggio se la cava. Il rinvio di Di Maggio. Cilio. La sponda, lo scambio con Viviano. Un pallone però troppo lungo. Per colui che sta decidendo questa partita al momento. Duello, altro duello con due giocatori in maglia biancorossa ad avere la peggio, prima Terrana e poi Carta. Tavella verso Mazzola, non ha agganciato, l'ultimo tocco è il suo. Canicattì che lamenta il calcio d'angolo. Catanzaro, eventualmente c'era Viviano larghissimo e solissimo a destra. Infatti Cilio lo va a chiamare. Intanto sale Tantillo, dietro Scurato, passaggio per Catanzaro, sinistro sporcato, era anche debole in sé. Secondo cambio pronto per il Canicattì. Ancora non è il momento di far entrare Taibi, che continua a scaldarsi un altro po'. Adesso si va con la sostituzione. Esce Narbone, al suo posto Taibi. C'è cambio anche
nella Fincantieri. Uscita dal campo da parte di Cilio, l'autore del gol. Al suo posto Scrimenti. Alla fine Viviano rimane in campo. Scrimenti subito entrato, ha fatto fallo. Punizione Canicattì, un quarto d'ora alla fine. Pallone in mezzo, lo va a raccogliere Carta che si gira, trova però la schiena di Mistretta. Scrimenti verso il centro, va a rispondere però Cucurullo. Mazzola, pallone lungo di Terrana dall'altro lato, sale Urso, servizio potente però. Altro cambio per il Canicattì ed esce Caporossi. Che era entrato al posto di Genova, adesso esce. Al suo posto entra Messina. Forse qualcosa che non è piaciuto a Tropia. Va avanti la Fincantieri, Scrimenti, esce un po' Cerrino, ma è stato trovato in fuorigioco il giocatore della Fincantieri. Mazzola decisamente più presente il Canicattì dopo aver subito il gol da parte della Fincantieri, ma gli spazi sono tanti in ripartenza per i rossoblù. Catanzaro, tacco in fuorigioco però. Il destinatario di questo pallone Scurato. Pallone in profondità, posizione regolare da parte del nuovo entrato Messina. Tutto preso da Di Maggio. Scafidi sbaglia il rilancio. Ingaio se la sposta verso l'interno in maniera pulita. Arriva Catanzaro a lanciare. Tavella un po' in difficoltà. Arriva Scrimenti. C'è il fallo con la punizione già battuta. Si vuole sbrigare il Canicattì.
Scriventi, l'appoggio giù, Viviano, arriva Scurato, Scafidi, sale Tantillo, il pallone rimane in campo, le giocate di Tantillo a confondere gli avversari, non la prende Scriventi, poi Scafidi troppo lontano nel riceverla, ma il possesso rimane di stampo rosso-blu. La tocca Cucurullo, finisce anche a terra. Viviano chiuso da Ingaio. Scriventi, spalle alla porta, recupera il Canicati. Ingaio cerca il tunnel, ma Scriventi si va a prendere la rimessa. Cambio nel Canicati, esce Urso. Entra Gioia al suo posto. Quarta sostituzione per Tropia. Soltanto un cambio per la Fincantieri. Signore dietro, signore! Ma qua! Fallo via da noi, oh! Bravo! Bravo! Altra rimessa conquistata da Pirrera. Viviano, un po' di difficoltà nel portare a spasso il pallone. Scriventi, alzata morbida verso Scurato, davanti Sciarrino che esce il pugno e fallo in attacco secondo l'arbitro. Ingaio, lo scambio con Mazzola. Viviano risolve, rimessa però del Canicati. La chiusura di Pirrera. Rimessa lunga, ancora Pirrera. Muratore, sponda di Tavella, pallone al limite, riesce a calciare in qualche modo il Canicati, tante però le respinte. Non ci ha pensato due volte Terrana, lo spazio però era pochissimo per farla passare. Tavella, Terrana, triangolo, Canicati,
Mazzola allarga, Ingaio a sfidare gli avversari, pallone al limite, Terrana rimpallo con il pallone che vola, è stato commesso però un fallo ai danni di Gaziano. Scafidi, ancora Mazzola, il tocco di Gioia, Scafidi allarga dalle parti di Tantillo e comunque rimessa per la Fincantieri, chiama palla Scrimenti a duello con Taibi, la fa uscire per Scurato, pochi spazi da lì, Catanzaro centrale per Sciarrino, la recupera Scrimenti con il sinistro da fuori, Stefano Calisti, anche questa è debole per il portiere del Canicattì. La Fincantieri adesso vorrebbe chiuderla per evitare gli attacchi avversari. Scrimenti scivolata un po' vuoto e allora sale la squadra biancorossa. Carta, si stacca Terrana, c'è anche l'arbitro in traiettoria, pallone consegnato alla Fincantieri che lo restituisce alla Canicattì. Muratore sale un po', chiuso da Viviano, poi non trova il tacco Ingaio. Rolla senza l'albero, no? Va bene qui. Vai, oh signore! Dai, dai! Colpo di testa di Pirrera, avanza la Fincantieri con Catanzaro, pallone in profondità, Scurato, esce Sciarrino, appoggio maligno quello di Terrana, arriva anche Ingaio a duello con Viviano, Scafidi, Catanzaro, ancora Scafidi, può girare dalle parti di Tantillo che calcia direttamente sul fondo. C'è un cambio per la Fincantieri, esce Scurato, al suo posto Leonardo. Buona la partita di Scurato. Il rinvio un po' così di Sciarrino. Il pallone per fortuna del Canicattì finisce fuori. Da capire anche il tempo di recupero, ci stiamo avviando al 90°. Catanzaro, sombrero in mezzo al campo, intervento falloso. 5 di recupero. Cinque minuti
per segnare il gol del pareggio per il Canicattì, ma ad avere più possesso palle la Fincantieri con questo lancio profondo. Scrimenti si inseriscono in due, ma Scrimenti calcia, colpisce il palo a botta sicura. La Fincantieri a un passo dal 2-0 con Scrimenti. Tutto giusto, anche volendo il tiro, ma è mancato tanto così per segnare il gol del raddoppio dalla panchina, tra l'altro. Grande impatto sul match per Scrimenti. Carta, tantissimo tempo, palla al piede. C'è un giallo nel frattempo per Tantillo per proteste. Per la concessione della punizione al Canicattì. Scrimenti, pallone calciato potente, Tiziano preferisce girare da Tantillo a puntare Taibi, va avanti, poi chiude. Gioia vicino alla linea di fondo campo, ancora la Fincantieri a recuperare, raso a terra il tiro di Scrimenti. Ingaglio contro il nuovo entrato Leonardo. L'appoggio di Messina finisce giù. Cucurullo, punizione per il Canicattì. Metà recupero, se n'è andato. Ingaglio sale nel frattempo Muratore, pallone girato dalle sue parti, ma arrivano in due con Pirrera che vorrebbe il tocco a favore, lo ottiene. Canicattì che ha sempre meno chance di pareggiare la partita dal gol di Cilio. I biancorossi hanno tenuto di più il pallone in questo secondo tempo, dopo primi 45 minuti di equilibrio assieme all'altra squadra, ma non sono arrivati i tiri. Sciarrino rischia, Mazzola anche, arriva Calisti ma perde il possesso. Ancora Ingaglio, scivolata di Leonardo, fallosa, è entrato male il subentrato della Fincantieri. Punizione Canicattì allo scadere. Va a battere Terrana. Terrana verso la porta, non in due tempi di maggio, il pallone rimane davanti a sé con Tavella che
ha provato a sistemarsela, non ha potuto calciare perché il portiere della Fincantieri è rimasto lì fino all'ultimo e ha subito anche un colpo. Recupero scaduto. Si rialza Lorenzo Di Maggio. Probabilmente finirà qui il match. Con il recupero del recupero che si sta giocando. Ancora Terrana, tra gli ultimi a sperare. Ingaio, Tavella, ed eccolo qui, il triplice fischio è ufficiale. L'1-0 della Fincantieri sul Canicattì decide il gol di Ciglio, il 7° in campionato. Primo tempo equilibrato, nel secondo più Fincantieri con quel tiro da parte di Ciglio che è risultato determinante. Ci sono state altre conclusioni ma rasoterra, deboli, centrali verso la porta difesa da Sciarrino. Canicattì che invece non è riuscito a calciare verso la porta di Di Maggio. Vittoria importante in chiave playoff per la Fincantieri, che punta sempre a staccarsi dalla Fortitudo Bagheria. Sale a 37 punti, da confermare il risultato della Fortitudo in casa dello Sporting Termini. Canicattì che invece rimane a 18 punti nella parte destra di classifica, con il rischio anche di perdere qualche posizione. I prossimi appuntamenti delle due squadre, con la Fincantieri che andrà a giocare proprio contro la Fortitudo in questo scontro diretto domenica prossima, quella della prossima settimana, alle ore 10:30, mentre il Canicattì avrà un'altra trasferta sempre a Palermo contro il Buon Pastore sabato prossimo alle ore 16:30. È tutto dal Fincantieri, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.